Allora, eccoci qua per la nostra rubrica del Memento. Come dicevo prima nella pubblicità, torniamo ad occuparci dei risparmiatori truffati, Ermanno. Un tema che ritorna, una situazione che non è ancora definita, i rimborsi sembrano veramente essere una cosa lontana, fantasma. Ma mi pare che ci siano tante parole, pochi fatti. Bisognerebbe parlare un po' meno e invece fare di più. Qui abbiamo un ospite che ci può illuminare sulla posizione che si sta delineando in questo momento in un paese dove miliardi e miliardi sono stati sottratti dalle tasche dei cittadini, abbiamo uno Stato che è in grave crisi finanziaria e ci sarebbe la possibilità anche di un minimo ristoro, ma mi sembra che non ci sia la volontà di farlo. Allora, abbiamo con noi Fulvio Cavallari, l'avvocato Fulvio Cavallari, rappresentante dell'Adusbef. Ricordiamo anche ai telespettatori che proprio l'Adusbef è stata la prima associazione, la prima a denunciare con un esposto, sì, non mi ricordo in che anno, cos'era, 2008, la situazione delle banche, della Banca Popolare di Vicenza. In cosa consisteva questa denuncia sostanzialmente? Cosa anticipavate allora? Abbiamo anticipato fondamentalmente l'alterazione del valore del titolo, che è il cuore di tutte queste vicende. Certo. Elio Lannutti ha fatto uno studio molto approfondito e anche ben documentato, l'abbiamo sottoposto all'autorità giudiziaria, ma ahimè poi il procedimento non ha seguito il suo corso. Quale autorità giudiziaria? Tribunale di Vicenza, Tribunale Penale di Vicenza. Certo, sì. Ma allora l'avete denunciata alla Procura della Repubblica di Vicenza? Abbiamo fatto una denuncia esposta alla Procura della Repubblica di Vicenza, il procedimento ha seguito il suo corso, siamo finiti di fronte al giudice delle indagini preliminari, abbiamo fatto un'udienza e in quella sede il giudice ha disposto l'archiviazione. Ho capito, ma e questo giudice che fine ha fatto? O questi procuratori che fine hanno fatto? Ma guardi, io poi delle vicende interne della magistratura, noi come associazione ce ne occupiamo poco, ci interessano di punto di più le vicende dei risparmiatori truffati. Diciamo solo che non so chi, ma qualche giudice a Vicenza poi è stato assunto dalla Popolare di Vicenza come collaboratore. Ma sa, quello che accade nel contesto di un tribunale e i rapporti che poi a porte girevoli, che così sono stati definiti, sì, all'interno sono sempre stati oggetto, diciamo così, di indagini sia giornalistiche e forse sottoposti anche all'attenzione più di recente del pubblico. Certo che ci sono vicende che sono curiose, ecco, lasciano un po' con l'amaro in bocca. Sono successe. Sono successe. Vabbè, mi pare che lo documenti la Banca d'Italia, non c'è bisogno dell'Adusbef, cioè anche i giornali e la stampa lo dicono tutti. Poi se ci saranno degli approfondimenti, se la magistratura vorrà seguire anche queste vicende, immagino lo farà senz'altro. Gli organi deputati preposti sicuramente, voglio credere, si interessino della questione. Bene, torniamo a oggi. Allora voi avete fatto delle proposte per questo tipo di accordo. Sì. Che accordo era sostanzialmente? Ma allora, secondo me qui, tanto per cominciare, per evitare di creare più confusione di quello che è, io farei una scaletta rapida, una rapidissima scaletta. Io partirei sempre dalla 205-2017, che è la odiatissima legge Baretta, no? Vituperatissima e aggredita da più parti, no? da parte di più associazioni di consumatori, perché si diceva dava una miseria, i famosi 25 milioni di partiti in 4 anni, si arrivava al massimo dei 100 milioni. Questo è il punto base di partenza, il principio, diciamo il mattoncino che noi associazioni di consumatori abbiamo messo lì con tanta fatica. Cioè, si attendeva, fatta la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi con la legge bilancio per la legge bilancio 2018, al 12-2017, entro marzo si attendeva il decreto attuativo, dopodiché ovviamente è cambiato l'assetto politico del paese, si è avvicendato il governo giallo-verde, a marzo ci sono state le elezioni, vittoria di Lega 5 Stelle,
grandi proclami e grandi promesse in campagna elettorale, risarciremo tutto a tutti. Questa è una cosa che noi risparmiatori ricordiamo molto bene. Nulla osta, se si risarcisce tutto a tutti, sì, noi siamo contentissimi, di certo non ne facciamo una non questione. Rifiutiamo una buona offerta. Assolutamente, non ne facciamo una questione però di bandiera. Vediamo se è realistica questa offerta. Ma ovviamente insomma, noi siamo usi dare credito alle parole dei politici, così, tanto per... Detto questo, risarciremo, faremo tutto a tutti. Si sono susseguite di fronte al Ministero dell'Economia e Finanze dal 24 luglio 2018 scorso tutta una serie di incontri a tappe periodiche che vedevano riunite, diciamo, intorno al tavolo una pluralità di associazioni di consumatori. Ciascuna ovviamente con una sua corrente di pensiero e con dei distinguo, inevitabilmente. Diciamo, questi raggruppamenti di consumatori però alla fine tutto sommato avevano opinioni così distinte e diverse l'una dalle altre che si faceva un po' fatica a gestire il tavolo, no? E allora il MEF a un certo punto ha pensato di fare sintesi, ovvero sia per noi sostanzialmente, dice il Ministero dell'Economia e Finanze, è più agevole fare una legge se ci presentate una proposta unica, unitaria. Sì. Questo era lo spirito del MEF. E si è creata così quella che è stata denominata in gergo la cosiddetta cabina di regia delle associazioni di consumatori. Quindi tutte le associazioni di consumatori che avevano all'interno dei soci che erano stati truffati dalle banche hanno creato una cabina di regia per poter gestire poi questo rapporto con il governo che avrebbe dovuto risarcire. Su spinta del MEF si è creata la cabina di regia, ovviamente l'invito è stato esteso a tutte le associazioni dei consumatori, quelle maggiormente rappresentative, storiche e non storiche, non importa, e intorno alla cabina di regia si è creato un raggruppamento di circa 13 associazioni di consumatori, quindi allargando di molto il tavolo, che insomma hanno cominciato a lavorare, devo dire anche bene. Abbiamo speso più di qualche sabato domenica, ecco, per fare attività per presentare certamente per presentarsi qualche notte in bianco, ma magari anche sì, insomma, però ecco, più di qualche sabato e domenica l'abbiamo speso tutti quanti, ci siamo messi di buona lena a lavorare e abbiamo presentato dei nostri emendamenti al governo. A quale ministero siete collegati? Al MEF. E quindi Villarosa e Bitonci, due sottosegretari, sono i nostri diretti interlocutori. Quindi abbiamo formulato alcune proposte, alcune idee, le abbiamo nucleate, le abbiamo introdotte, abbiamo scritto dei veri e propri emendamenti al testo di legge e le abbiamo trasmesse quindi al Ministero, trasmesse al MEF. Diciamo che alcune idee principali erano appunto che un eventuale 30% fosse concepito solo a titolo di acconto, poi che si arrivasse di rimborso, certo, diciamo, che si arrivasse oppure no al 100%, però il principio cardine è quello quantomeno di cercare di ristorare un po' più del 30% queste persone, perché sennò voglio dire, no. Ed erano denari che venivano dai fondi dormienti, come era per la vecchia legge Baretta. Sì, questi denari continuavano a essere pescati sempre dai conti dormienti. Quindi cosa succede adesso? Che succede? Abbiamo trasmesso, diciamo, tutte queste proposte al MEF e non più tardi di un paio di settimane fa la Camera dei Deputati ha approvato una legge che è stata anche, diciamo, quindi è passata insomma con la fiducia alla Camera dei Deputati, dopodiché ci ha lasciati un po' così, perché in realtà si parlava di un 30% secco, non a titolo di acconto. Quindi non è che titolo di acconto è diventato un 30% un 30% sì che c'è implicita, tanto per essere molto... Detto questo abbiamo detto ci sarà la modifica al passaggio al Senato, ovviamente siamo così in attesa quindi della legge al Senato, quindi ho fatto questo breve epilogo per cercare di far chiarezza. Siamo adesso in questo momento... Il Senato potrebbe rimettere in discussione questo 30% se titolo di acconto o fisso, no? Esatto. Noi praticamente quindi fiduciosi, sempre fiduciosi perché avendo presentato i nostri emendamenti, ci arriva di ritorno una proposta che sinceramente ci ha lasciati tutti basiti, perché non tiene conto o tiene in pochissimo conto del lavoro del tavolo delle 13 associazioni di consumatori.
In che cosa consiste questo di non tener conto? Tanto per cominciare, tornando al discorso del 30%, anche qui si concepisce il 30% non a titolo di acconto, ma poi c'è solo la possibilità prevista nel testo. È un condizionale. È condizionale, cioè 30% massimo, ma forse si può vediamo. Domani, se diciamo il piano di riparto finanziario lo consente e nei limiti del fondo, eventualmente arrivare a reintegrare questo 30%. È stato eliminato il famigeratissimo punto F, che diceva praticamente: guardate cari risparmiatori, che se adite al fondo dovete rinunciare ad ogni qualsivoglia altro diritto. Ecco, questa è stata una cosa che grazie a Dio è stata eliminata, confermata mi pare anche da poco. Questo è positivo. Questo è certamente positivo. Quello che ci ha lasciato basiti però, e devo dire la verità, è qui, ed è contenuto nell'ultima bozza che sta circolando in questo momento, che mi pare adesso sia all'attenzione della Commissione Bilancio del Senato, che quindi si sta preparando per arrivare in aula. Ci ha lasciato basiti un'altra questione, ovvero sia che addirittura è previsto, per l'ipotesi in cui venissero percepiti dei rimborsi a posteriori, dopo quindi aver aderito al fondo, venissero praticamente percepiti dei rimborsi a posteriori, su quei rimborsi si surroga di diritto il fondo e se le va a riprendere. E quindi qui allora, voglio dire, praticamente succederebbe questo. Ipotesi, Banca Intesa ci mette 100 milioni, cominciano a ripartirli, uno prende qualcosina in più, glielo deve restituire al MEF perché ha fatto il fondo di ristoro. Oppure uno fa causa, Banca d'Italia, Consub, perché è stata tolta la lettera F, per intenderci, e si ritrova a dover magari restituire quel poco che riesce a raggranellare in corso di causa al fondo, perché il fondo si surroga di diritto. Allora hanno tolto la lettera F, però è ovvio che la gente, per andarsi a riprendere il resto del 70%, ci penserà due volte, voglio dire, prima di fare causa in queste condizioni, presumo, perché dovendo anticipare spese di legale e quant'altro per poter vedersi ristorare completamente, allora sono alcuni punti. Da un'autostrada è diventato un labirinto, mi sembra. Ma un labirinto è diventato una pista da sci con paletti. Quindi chi sa sciare forse se la cava, chi non sa sciare io dico non lo so. Poi ci sono altre questioni insomma sul tappeto, non lo so, ad esempio le nostre proposte, per ipotesi, che avevamo concordato con la Lega, ecco, si cercava di risolvere il problema di quegli azionisti che magari, avendo azioni da più di 10 anni, non avevano più le carte, non avevano più i documenti, non potevano più fare niente. Insomma, era previsto insomma, nelle nostre proposte, ma anche mi pare concordate con alcuni partiti politici, che fosse la Consub che dovesse praticamente occuparsi tramite il fondo interbancario di andare a reperire questi documenti che mancavano. Da questo ultimo testo di legge del 38 che ci arriva giù in bozza dal Senato non lo vediamo. Quindi ulteriore difficoltà. Quindi i risparmiatori dovrebbero, tra virgolette, arrangiarsi a recuperare con questa bozza ultima che è arrivata, mi pare di sì. Qualcuno oggi si era addirittura posto il problema se le quattro banche, quindi Banca Marche, Banca Carife e le altre, potessero essere incluse in questa nuova bozza dell'articolo 38, perché si prevede che siano, si possono occupare solamente le banche che sono in liquidazione coatta dal novembre del 2015 fino al 2018. Quindi c'è anche un arco temporale. C'è un arco temporale più ristretto, quindi solo le banche che sono andate in liquidazione coatta dal novembre 2015 al 18 rientrano in questa possibilità ce ne fossero altre che non fossero in questa previsione, non ci stanno in questa, insomma sono tante, ecco. C'è un po' di delusione, insomma, o comunque di, come dire... Ma dipende, ripeto, sempre dai punti di vista, perché io voglio aggiungere anche una cosa, cioè ci sono questo è un testo di legge elaborato da 13 associazioni di consumatori in silenzio, lavorando di sabato e domenica, con tanta pazienza, senza urla e senza strepiti. Non è stato preso in considerazione. Senza urla e senza, no, tengo a sottolinearlo, senza urla e senza strepiti, per come è nostro costume. Sì, certo. Bene. Allora, no, detto questo, vogliamo dire, magari il resto lasciamo stare, che allora, va bene. Non è stato preso in considerazione. Mi pare proprio di no. Ecco, questo è il punto. Certamente quindi no. La politica stanno da un'altra parte, e allora se i rappresentanti dei creditori hanno eletto uno staff che possa dare delle indicazioni tecniche precise per risolvere il problema non è stato, le soluzioni non sono state accettate da chi di dovere. Da quello che vedo al momento... I nomi dei politici sono? Come?
i nomi dei politici che Bitonci e Villarosa. Ecco, Certo, quindi Bitonci e Villarosa in qualche maniera, non lo so, faremo un'intervista a Bitonci e a Villarosa per capire come mai non vengono accettate certe richieste che mi sembrano legittime e non esagerate. Purtroppo non posso aggiungere altro, ripeto, la bozza che abbiamo in mano è una bozza, è alla non è ancora il testo definitivo. E quindi praticamente ho tutte le riserve del caso, però al momento siamo in tempo se entro lunedì, cioè da quanto ci è stato detto. Ma diciamo che abbiamo tempo un po'. Torneremo a lavorare sabato e domenica, molto probabilmente, anzi stiamo già lavorando. Lei ci informi perché con la rubrica Memento torneremo di nuovo sulla situazione delle banche e dei creditori che fino adesso mi pare sono stati un po' presi per il naso. Alla lunga, sì, decisamente. Certo. Allora grazie Avvocato Cavallari, resti con noi ancora perché abbiamo modo di tornare invece a parlare dell'emergenza PFAS, l'inquinamento delle falde acquifere dell'Alto Vicentino. Perché? Perché invece in questo caso il Ministero dell'Ambiente ha mandato i primi soldi, sono arrivati 46 milioni di euro. Sono stati trasferiti una prima parte dei soldi promessi per affrontare l'emergenza dell'inquinamento PFAS in Veneto. Ricordiamo che i comuni interessati sono nelle province di Vicenza, Padova e Verona. Era stato dichiarato. Riassumiamo, ecco qui abbiamo la cartina, vediamo un attimo la cartina. Se la mettono in sovraimpressione. Le aree che noi stiamo osservando, quella rossa in particolare, è quella che è maggiormente colpita da questo inquinamento delle falde. Allora ricordiamo che i nostri telespettatori che buona parte dell'acqua che noi beviamo viene raccolta nelle falde perché è un'acqua, dovrebbe essere un'acqua pulita, dovrebbe essere un'acqua potabile, naturalmente poi viene trattata doverosamente, ma naturalmente il principio è che questa non abbia un inquinamento più di tanto. Ecco, allora cosa succede? Quando questo PFAS è cominciato a invadere il territorio, l'acqua non è stata più potabile e abbiamo delle patologie, stanno nascendo delle patologie derivate dalla presenza di questa sostanza tossica. Allora, la società che gestiva questa... che viene indicata come diciamo, il punto principale di questa è la Miteni di Trissino, che società è fallita, siccome nel frattempo tutti hanno detto è colpa della Miteni, in questo caso un buon gestore di un'azienda la fa fallire e se la porta in Cina, no? Così può inquinare quello che vuole e noi restiamo con il nostro inquinamento e non possiamo chiedere il ristoro. Però il governo diciamo che ha fatto una cosa positiva, ha mandato 46 milioni che sono una parte. Che cosa servono questi 43 milioni? Ecco, questi servono soldi per raccogliere l'acqua dal fondo e eventualmente filtrarla con filtri speciali, e ci sono, e sono efficienti ed efficaci, e dare la possibilità ai vari residenti, ai vari paesi e città che usufruiscono di quest'acqua di avere un'acqua pulita, sana e diciamo potrebbe assomigliare un po' all'acqua minerale, giusto Tullio? Prego. Certo, no, poi sono soldi anche che verranno utilizzati per come dire, collegare l'impianto dell'acquedotto a nuove sorgenti. Questa è una cosa di cui si parlava da tempo, i progetti e i luoghi sono stati individuati, quindi diciamo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni si dovrebbe arrivare a una soluzione per quanto riguarda in questo caso l'acquedotto. Per i pozzi cioè, parliamo di acqua potabile, certamente, all'interno di un acquedotto. Però chi ha un pozzo nella zona, prego. Ecco, ci sono i pozzi inquinati, ma anche questo si ipotizza di realizzare nuovi pozzi e quindi riuscire a trovare delle falde che evidentemente, non so come, ma non siano inquinati. Il problema invece serio e che l'allarme viene lanciato anche dall'ISPRA è che bisogna procedere alla bonifica il più rapidamente possibile, quindi la bonifica della sede della Miteni, che è la fonte dell'inquinamento. Ricordiamo poi che è un inquinamento che è destinato a rimanere per anni nelle falde, perché le falde
si muovono molto lentamente, e per cui le falde restano inquinate per molto tempo, e quindi la soluzione sarà sicuramente una soluzione che allora, se arriverà posso tardi. anticipare, visto come vanno le cose nel momento in Italia, il disinquinamento dell'area della Mitteni è una cosa che lascia un po' di dubbio, perché disinquinare una falda è di una difficoltà unica, e non vorremmo che tornare sulla filosofia del Mose, l'abbiamo già vista, nessuno può andare a vedere esattamente cosa si fa, nessuno è in grado di capire se il disinquinamento è avvenuto. Abbiamo una staff di persone che possono garantire per i cittadini che questi milioni di euro vanno spesi nella maniera giusta. Questo è il dilemma, ma terremo sott'occhio anche questa situazione nelle prossime puntate. Certo, così come tutte le altre questioni che sono sul piatto della bilancia. Tu giustamente citavi il Mose, ricordiamo, opera da 6 miliardi di euro, che ancora non si capisce se funzionerà, che avrà già adesso un costo di 100 milioni per risolvere i problemi che si sono presentati in questo periodo. Ricordiamo che delle 78 paratoie ne sono installate 69, in questi anni sono state alzate e abbassate solo 2 volte, e in entrambi i casi le paratoie non sono rientrate negli alloggi dove dovrebbero rientrare per problemi Prima cosa, abbiamo avuto 1,5 metri di acqua in centro a Venezia, abbiamo il Mose. Allora abbiamo già visto, ringraziamo l'ex presidente della regione che ha fatto il Mose, si è fatto casa. Certo. E poi torneremo ovviamente a ricordarvi anche tutti gli altri casi, dalla Pedemontana Veneta all'idrovia Padova-Venezia, altra grande incompiuta, forse un'utopia, forse adesso sembra che si possa rinascere l'idea. Insomma, i casi sono tanti, noi continueremo a seguirli, a monitorarli, ovviamente ricordando ai nostri telespettatori che sono opere che sono lì e che attendono una soluzione, perché sono chiamate a risolvere dei problemi e delle richieste del territorio. Bene, ci fermiamo qui, grazie ancora all'avvocato Fulvio Cavallari. Prego, grazie a voi. Adesso i telespettatori invece qualche minuto, dopo torniamo subito qui per parlare invece dell'attualità politica, della Lega Nord, che piglia tutto, ma con Salvini che ha 2 partiti, non si capisce bene. Sentiremo con l'esponente della Lega che abbiamo in studio, parleremo del Partito Democratico verso il Congresso, ci sono i 5 candidati alla successione, e poi insomma parleremo anche di questa opposizione, anche di Forza Italia, che ormai sta perdendo i pezzi, e ricordiamo che in Consiglio, anzi in Giunta regionale Veneto non c'è più neanche un rappresentante di Forza Italia, quindi insomma Forza Italia è evaporata. Ecco, ne parliamo tra poco. Prego. Dopo la pubblicità.